Parliamo di calcio. Siamo in collegamento con Davis Guiotto, presidente dell'ACI di Jesolo. Innanzitutto, presidente, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a lei, grazie. Allora, presidente, lei è tale, cioè presidente appunto, in carica dal 1° luglio di quest'anno, una nomina relativamente recente. Come è avvenuto il percorso che l'ha portata a diventare appunto il nuovo presidente della realtà sportiva jesolana? Beh, è frutto di una serie di incontri, di trattative con i soci storici. Abbiamo convenuto insieme che fosse il caso di apportare nuove forze che potessero dare quel qualcosa in più alla società e quindi assieme ad alcuni papà, perché anch'io sono un papà di uno dei ragazzi che gioca nella C di Jesolo, abbiamo pensato di proporci per dare una mano sostanzialmente alla società. Quindi dopo un percorso, diciamo, con diversi confronti, ok, io sono stato sostanzialmente quello che ha tirato le fila dei discorsi sia con i nuovi che con i soci storici e tutti hanno deciso di convergere sulla mia figura per la nomina del presidente sostanzialmente, quindi è stata una cosa abbastanza unanime. Devo dire che ho un gruppo di lavoro abbastanza importante con persone, imprenditori capaci, gente che ha voglia, che si mette in gioco e che quindi ci dà la possibilità di sviluppare iniziative importanti, insomma. Lei diceva che appunto c'era bisogno di dare nuova linfa. In particolare dove andava puntellata un po' questa realtà sportiva, diciamo così? Ma più che puntellata, io credo che in tutte le cose, quando ci sono delle nuove idee, delle nuove energie, delle nuove forze, si dà un po' l'impulso a tutti quanti, anche a quelli che c'erano prima, perché dopo un po' ovviamente c'è bisogno di questo, insomma, di una ventata di aria fresca e con le energie, con l'entusiasmo si dà un impulso importante a poi sviluppare tutto il resto. Noi sostanzialmente siamo entrati perché abbiamo l'idea che il settore giovanile, che è già molto importante e molto strutturato, perché negli ultimi anni ha raggiunto dei risultati importantissimi, crediamo insomma che si possa fare ancora meglio e abbiamo delle idee da mettere in pratica poi ovviamente nel presente ma anche nel futuro sostanzialmente perché vogliamo creare un vivaio importante per lo Jesolo in modo da produrre dei giocatori che possono tornare utili per la prima squadra. Personalmente che tipo di impronta vuole dare allo Jesolo? Beh, quello che sto mettendo in questo momento è tanto entusiasmo, tanta voglia e tanta dedizione. Quindi, più che l'impronta, io voglio che chi viene da noi venga con l'entusiasmo che metto io, con la voglia che metto io e al servizio dei nostri bambini, dei nostri ragazzi, che sono poi il nostro futuro sostanzialmente. Ok? Quindi noi abbiamo bisogno di dare un luogo, un'attività che valorizzi i nostri bambini. Per quanto riguarda invece la prima squadra, è iniziata da poco la Coppa Veneto, c'è stato il cosiddetto derby delle spiagge, nel senso che avete affrontato il Città di Caorle e ha vinto il Città di Caorle. Che cosa è successo? Nel senso, come si può riassumere questa partita? Ma adesso siamo all'inizio e quindi i risultati, sì, dispiace per la sconfitta, però insomma siamo fiduciosi che per il proseguio della stagione non dovrebbero esserci grosse ripercussioni a seguito del risultato. Io penso che il campo poi è il giudice finale e quindi la squadra io la vedo abbastanza bene.
e sarà il proseguo della stagione a dirci poi come andranno le cose. Certo. Per quanto riguarda invece appunto il campionato, da poco sono stati resi noti i nuovi calendari per quanto riguarda il girone D di promozione dove siete inseriti voi, si inizia domenica 8 settembre contro il Villorba e si terminerà proprio contro il Caro della Salute invece il 15 aprile. E lei ha dato un'occhiata, immaginiamo, al calendario, che cosa ne pensa? Beh, sicuramente diciamo che noi faremo del nostro meglio. Come dicevo prima, la squadra mi sembra impostata bene. Evidentemente sarebbe bene partire con il piede giusto e poi vediamo un attimo, insomma, il campo cosa dice. Chiarissimo. E dunque per averci parlato della sua nuova esperienza come presidente dello Jesolo e aver commentato anche le vicende appunto che lo hanno portato a diventare tale con questo nuovo incarico, ringraziamo di cuore Davis Guiotto per essere stato con noi. Grazie a lei. Tra l'altro voglio anche ringraziarla perché è la prima intervista che rilascio, quindi mi ha tenuto a battesimo. Le ringraziamo noi per averci concesso questa prima intervista. Grazie ancora, Presidente. Grazie a lei, buona serata.